State, ricerche e istruzioni in accademie, è un programma che ci mostra ciò che si intende quando si fa di ricerche in diversi settori dell'università, sia di umanistici che scientifici. Die per spuntadis o la rina cognossi ricercatori e ricercatori dell'Università del Friuli. E saranno loro a mostrarci l'importanza dei loro studi, dei traguardi che hanno arrivato ad ora a conquistare e degli obiettivi che hanno tagliato per l'avvenire. In compagnia del professor Matteo Venier, ricercatore di letteratura italiana in Università del Friuli, che Ducas ha attaccato il suo percorso un tic più lontano. Non è vero? È vero, perché io sono nasciuto a Roma e poi sono arrivato qui in Friuli anche eri anche un frutto. Furlan non è marilenghe per me, ho attaccato a Furlan perché ho attaccato a lei libri per Furlan e mi piace di memorare che per me è stato un lavoro importante lei libri di Pre Antonio Belline. Non puoi dire di aver letto tutti i libri di Pre Antonio Belline perché naturalmente è uno scrittore che ha scritto un grums di robis, no? Però per me sono stati un lavoro importante i libri di Charnie, della trilogia di Charnie, dunque Misteris Glorios, Tiere di Confin, sulla di voltapagine. E attaccata lei questi libri e plancut sono entrata anche dal sistema delle lenghe. E soprattutto mi è piaciuto studiare quel momento importante delle storie europeane, che è il passaggio dall'età di Miec all'età moderna. E il primo lavoro importante che ho fatto è proprio un'edizione critica della prima traduzione di un dialogo di Platone, che è il Gorgias, tradotto nel 1409 dall'umanista Leonardo Bruni, un gran pari dall'umanesi, dalla lingua greca alla lingua latina. Che parla bon una grande passione, un amore che ha chiato gli solidris in te letterature greche poi dopo tacche latine, la soscuna da sicuro è la letteratura italiana e il legame invece con la chiare furlane si rivia a trasmettere. Ma anche io cerco sempre di fare una roba, infatti un esempio ogni anno, è che di là a San Denel avviò la biblioteche guarneriane, una biblioteca unica tal contesto o di saresti italiano, vale a dire, è una biblioteca di un umanista, che è Guarnerio, che è vissuto al 400 qui in Friuli, e che è arrivata metti ad un 170 più manoscritti di classics latin. Dome latin, perché lui era proprio un umanista dal senso ortodosso di Sarin, no? delle paraule. E allora è sempre bella a San Denel con gli studenti proprio per mostrare queste meraviglie che è una biblioteca unica in Italia. Guarneri è stato uno dei suoi argomenti di ricerca, ma sai che si è appassionato anche a un altro, in questo caso autore Furlan, dagli ultimi teams, che non sa lasciato che non è tanto e che magari ha la voglia di contare su un altro di lui. Beh, l'autore naturalmente è Pierluigi Cappello. Sì, io non sono un esperto di questo poeta, però mi è sempre piaciuto lei. Io credo che il veti un merito particolare, vale a dire che il deve
portato la nostra cultura fuori dai confini del Friuli, che non è facile naturalmente. Ha scritto anche per Furlan e io credo che in questa maniera anche la lingua furlane sia conosciuta anche fuori, proprio in grazie di questo autore. Un dei pochi di Sarai che ha avuto quel merito, un autore che può dire per da buon non italiano ma europeo per la sua fame e per l'importanza che l'ha rivestita dalla cultura del DDV, insomma. Quando hai attaccato a scrivere per Furlan, io mi mettevo sempre dal chiave, ecco, come io sto dando concretezza e io sto fermando, facendo restare algo che se no sarei perduto l'aia. E io invece non voglio perderlo. Cence di te, con te, un passo in daur, un passo in denant, slunghiant la man, con la fuarce del ramac tal pench dal cil, col viac da voi tal mont, a planca, si ciatarinne gnot, cialant di no, c'è cal nol reste. In un trimul lusi di lune, di fur, tal cur, dentri la luz. E questa è una poesia furlane di Pierluigi Cappello che mi è piaciuta di lei perché ho croce di l'ultima poesia che lui ha letta in vite, in una intervista a Celestino Vezzi. Per me lei è un cap d'opere e è una paraule importantone te poesie di Pierluigi che è luz. C'è tanti svolti che queste paraule alle te so poesie. E ho creduto che sia importante perché lui ha sempre cirut la luz, condut che la sua vita è stata un'evore grivie. Siamo in compagnia del professor Andrea Tilatti, storico e delegato dal rettore PES Bibliotechis e si chiatin proprio dentro di un dei lux più preseati dell'università, viene stai la biblioteca Florio. E come ho la rin proprio a scuviergi c'è molto che il destino di queste famiglie si pe a quel dell'università del Friuli. Beh, non siamo in biblioteca Florio, ma siamo all'interno del Palazzo Florio, che è stato fino a poco tempo fa il rettorato dell'università. È un palazzo che è stato comprato dalla famiglia nel 1980 e di che volte è stato il principale palazzo amministrativo dell'università, anche come sono tanti uffici. Dal 2013 il professor Maseri ha avuto la grande idea e la grande beneficenza di offrire all'Università di Udine la donazione di queste biblioteche, che è una biblioteca nascuta in 700, per opere di due frati, che sono Daniele e Francesco Florio, che è nata proprio da questo luogo qui. Questa stanza qui è stata finita nel 1680, ci sono più di 13.000 volumi dentro, che sono dal 1400 fino al 800, da coinvolge un periodo lunghissimo insomma, della storia furlane. Sono libri di gran valore, non è inutile dirlo perché sono tutti libri originali e ti sono lavori bene perché non sono tanto consultati, è sempre stato un patrimonio di famiglia e chi insomma veramente si può dire non solo dal titolo del libro ma anche dalla forma che è veramente straordinariamente ben conservata. Look around and tell me why
same old me. I keep marching forward with a small belief that if I'm still persistent. Ecco, una biblioteca lì che dentro io ti per davon dai tesaurs, dai tox unix. Qui ho vinto qualche esempio, non sveglia al contatto. Sì, allora, in questa biblioteca si chiama, come dicevi, un po' di tutto. Robe che sono stati stampati in tutta l'Europa, che sono di tutte le epoche della stampa. Noi, come università, ti abbiamo tutto a disposizione di tutti che can voi, di Vio di lui, il top più pregiato di queste biblioteche, che è un codice che contiene la Divina Commedia, è il cosiddetto codice Florio, è un codice scritto a mano, manoscritto, dalla fine del Trecento probabilmente, e cui che lavoro di Vio di lui basta che al digiti te che uniud e altiaterà la collocazione, ma anche la riproduzione fotografica di questo codice qui. Ma all'interno delle biblioteche noi abbiamo per esempio tante edizioni della Divina Commedia, no? Come per esempio che è una vera pregiade stampata a Vignesi dal 1657, che è dedicata alla zarina di Russia, no? Elisabetta Petrovna, ma viene anche delle curiosità, come queste altre edizioni che è stata invece stampata a Udine dal 1223 tra la tipografia dei fratelli Mattiuzzi. Fatta questa edizione su, non in l'autografo, ma su un codice che era proprio stato talimans di Dante. E perché insomma è interessante queste stampe lì che le Dante dalla grotta di Tolmino, cioè aveva chiappata la convinzione che Dante fosse stato in Friuli e che fra i vari posti che aveva visitato era anche Tolmin. Quindi questa è una curiosità fra gli tanti che sono in biblioteche qui. About these cards in bed, about these cards in bed, about these cards in bed, about these cards in bed. Siamo in compagnia di Giulia Sattolo, storica che in Ultim Science è portata in denante diversi progetti di ricerca di carattere storico e geografico su tematiche unevore squindudis e anche cetante delicadis. Buondì Giulia. Mandi Serena, grazie. Dunque, continus un po', c'è motisal nasciuto il tuo interesse per questo settore storico unevore particolare? Allora, che chi ne domanda un'evore biele, ti ringrazio perché è succeduto un po' tutto per caso. Io sono originaria di Sante Marie le Lunghe, ho vissuto lì, e Sante Marie le Lunghe durante le grandi guerre è diventata un comune, suo malgrado, come tanti comuni dal Friuli ovviamente, protagonista di tanti avvenimenti. E qualche io avevo di fare le mie tesi di laurea in storia contemporanea con il professor Umberto Sereni, e lui alla Savucchio di Sante Marie le Lunghe e mi ha detto, e perché no? Approfondì un argomento che a Sante Marie è succeduto. Io ho un evore brauroso e dite, questo è l'argomento che è. Noi chialate e dite, lei mi sta chiedendo in italiano, no? E mi sta chiedendo della rivolta e della fucilazione e decimazione della brigata Catanzaro. Eh sì, proprio di quello. E così è partita le mie avventure a 23 anni, con anche questo argomento era un evore tabù e un evore delicato e che non l'aveva neanche movuto. E giovane ho dovuto scontrarmi anche mica in modo facile con un sistema anche che mi ha ponuto dalle opposizioni. Se lui mi ha detto non in davanti, perché è giusto.
La brigata Catanzaro era originaria dal sud di Catanzaro, si era formata dal 1915, due reggimenti, ma l'era di capisce che l'era succeduta a Santa Maria, tenuta tra il 15 di luglio al 17 e le mattine dal 16 di luglio al 17. Dice bande partì per ricostruire le vicende di che sere in maniere obiettive, storiche e veritiere. Allora, i numeri si fevelavano di 20 vot fanti, che erano stati fucilati e decimati, però le verità ti ha dite altri robis dopo i studi. Si vien scoviart che erano 4 fucilati sul posto in seguito alle rivolte e 12 decimati che sono passati per terribile decimazione, che è una roba aberrante. Che altri oms, giovani, anche giovanissimi, che avevano dai 20 ai 30, in veramente mandati al macello. E è morte per le ferite riportate durante la rivolta. Queste rivolte parcevano a sud. Parains hanno voluto far passare che persone schi come dei disertori, non è vero, perché le brigate Catanzaro erano fra le più valorose e le più eroiche, chiamate la brigata di ferro, spremude fin dal primo momento, geste eroiche e domandava in dome le licenze, erano in Strax, erano lì dal 1915, dal 24 di mai. E quindi dai voi, dai domani, l'estate fose, sempre in prime linee, si chiatà da Santa Maria in riposo e obbedive perché era inquadrata nella terza armata agli ordini del Duca d'Aosta, ieri promettus 20 e più di riposo. E anche queste volte non era stato mantenuto questo riposo. I 4 che sono stati ritenuti, che erano scatenare le rivolte, i caporioni delle rivolte, sono stati fusilati sul momento, senza neanche un processo mari. Ti appas, dall'ultimi miei ricerche, un pochinetti, proprio te place di Santa Maria, 4 intanto. Chi altri, purtroppo, che sono passati per decimazione e sono stati messi i reggimenti in fila e si è passati per queste terribile maniere, le decimazioni che veniva adoperate in chimota all'esercito romano, cui si contava di 1 a 10, a decima veniva fuori e il paese aveva perduto, anche se era innocente. Allora veniva portato chi può schiarire sulle camionette, erano 5 e 6 di mattina, veniva portato a nostri cimiteri civili e veniva metragliati addirittura, perché davanti sono i loro, pensa, i loro amici, i loro fradi ormai dopo 3 anni di guerra insieme, che sono costretti a fusilare da uri carabinieri, perché se chi non sparavano, i carabinieri sparavano ai fucilieri, esatto, con le metrais. Poi per 100 anni queste storie si fermano lì, tanti altri sono chiappati, ma io mi sa me quasi per destino di tornare a chiappare in manchi sfili. E quindi così le storie di Catanzaro come sta veramente appassionando le persone, anche empaticamente, che è la roba più importante.